la soluzione di gran lunga più appropriata. Il timbro di Giorgio ufficializza la richiesta italiana di una guida collegiale delle operazioni in Libia, quindi dopo le tante divisioni adesso per favore mettiamo fine alle polemiche e troviamo appunto la sintesi. Beh, la sintesi l'ha fatta la signora della telefonata che si sente tutto, però i titoli dei giornali dicono l'Italia ha vinto un po' come con la seconda guerra mondiale, sei i piedi di qua e di là, in una maniera o un'altra vince. Questo mi sembra sia la sintesi della politica italiana. La conclusione invece dei risultati è che a Campalto la Lega Nord ha intenzione di fare un centro di accoglienza, quindi arriveranno lì gran parte di questi profughi, anche se volessero veramente rispettare le percentuali di popolazione straniere per regioni, il Veneto è già saturo con un 8% della popolazione che è straniera, mentre altre regioni come la Sicilia hanno pressappoco l'1%. Dunque, adesso l'Europa dovrebbe trovare l'unità su questo intervento, ma cos'è che farebbe saltare il banco? Proprio la questione immigrazione, proprio la questione profughi, il fatto che l'Italia ha chiesto all'Europa non risponda mina questo senso di unità che la stessa Europa dovrebbe avere nella gestione di questa guerra, di questo intervento militare. Così lo pensa Massimo Franco. Cino è d'accordo? È difficile dirlo così su due piedi. Io dico semplicemente che in questa vicenda, se chiariamo il termine, la questione dei profughi, ha ragione secondo me la signora che prima ti ha telefonato. Io penso che lo status di profugo sia assolutamente diverso e sia inequivocabile. Credo che un profugo fugga con la famiglia e fugga con i documenti, quindi è intuitivo capire qual è la differenza. Contemporaneamente, ripeto, lo ribadisco, era molto meglio pensare di accogliere e aiutarli lì a casa loro e per noi, e alla fine però se qualcuno ha creato una condizione per cui, perché ci si lamenta del campo di Campalto della Lega Nord si sta costruendo, giusto? Si dice che va bene che la Francia parta subito a bombardare e che ci saranno anche dei profughi civili, cosa bombardano? Li devono sterminare tutti. Se ci sono dei profughi, da dove vanno? Andranno in Italia? Devono stare tutti a Lampedusa? Allora facciamoci persone serie. Scusi, lo so, 2 minuti e volevo sentire anche Vanessa. Se non state a Lampedusa, vanno anche a Campalto, e ringraziamo i francesi.